Alfonso Virgilio di Campofranco, 29esima e penultima giornata del campionato di eccellenza siciliana, a render visita alla Nissa del presidente Giammusso, il Canicattì, già promosso nel massimo campionato dilettantistico, assoluto dominatore del girone A. Nissa reduce da una pesante sconfitta esterna per 4-0 contro il Castellammare. È stata sconfitta anche per i racinari sul campo dell'Enna nell'ultimo turno, direzione di gara affidata al signor Fabio Caruso di Palermo, coadiuvato da Conticello e Sorace di Catania. Anche la passerella della Nissa all'ingresso in campo del Canicattì, il tributo della compagine bianco-scudata a quella racinara. Passiamo invece al film di questa sfida grazie all'immagine a cura di Silvio Di Liberto. Al 22esimo lancio lungo di Raimondi per Iraci che scappa al difensore, viene atterrato da Kebba, calcio di rigore allora per il Canicattì. Dal dischetto si presenterà lo stesso Benedetto Iraci, che va per la 17esima marcatura stagionale, batte Kebba e passa in vetta alla classifica marcatori in coabitazione con Davide Carioto. Lo stesso Iraci si renderà protagonista 4 minuti più tardi. Riesce a prendere infatti il fondo a destra, cross per Gueye di testa, non inquadra lo specchio della porta di Kebba. Al 35esimo proteste in casa Nissa, Priolo su punizione per Loporto che stacca bene, Barbagallo battuto ma Raimondi salva sulla linea di porta. Resta qualche dubbio dal nostro fermo immagine, resta comunque il salvataggio provvidenziale da parte di Raimondi. Ultima chance della prima frazione di gioco ancora con uno scatenato Benedetto Iraci. Il mancino fa percorrere un brivido lungo la schiena di Kebba, termina così la prima frazione di gioco, decide sin qui la marcatura al giro di boa di Benedetto Iraci. Passiamo con le nostre immagini al film della ripresa con il lancio di Privitera per Gueye che scappa via alla retroguardia biancoscudata a tu per tu con Kebba. Gueye che salta i riflessi dell'estremo difensore locale al 58esimo tentativo alto di Prezzabile. 4 minuti più tardi lo stop aristocratico di Iezzi, prova con il destro a giro, Kebba riesce a ribattere per ben 2 volte, prima su Kebba e poi sul tentativo successivo di Matera. Poco dopo l'ora di gioco, ottima azione perimetrale del Catti, palla a Garufo di prima intenzione per Iezzi, mette dentro per Matera, letale 0-2 all'Alfonso Virgilio di Campofranco. Raddoppiano i racinari, la rete anche di Federico Matera. Nissa che però non si perderà d'anima. Al 75esimo Rizzi per Retucci in posizione regolare, calcia altissimo, si divora l'occasione per accorciare le distanze e Nissa che comunque rientrerà in partita da rimessa laterale. Tentativo di Caronia che viene deviato sui piedi dell'ex Città di Messina e Troina Santoro gonfia la rete e ridà speranza alla compagine di mister Bognanni che ora si riversa in avanti. Retucci per Baiata, atterrato il 9 biancoscudato e secondo calcio di rigore di giornata accordato al direttore di gara palermitano dagli 11 metri. Retucci spiazza Barbagallo per il 2-2 proprio allo scadere della Nissa che così porta a casa un punto. Segue il triplice fischio all'Alfonso Virgilio, 2-2 tra Nissa e Canicattì. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima, sarà l'ultimo del campionato di eccellenza.